Esprimo la mia enorme soddisfazione per questa serata meravigliosa all'insegna della cultura con un ospite che è un ragazzo bravissimo, Santino Di Mauro, che ha presentato il suo libro. Che dire, io da primo cittadino che ha ideato Memoria è patrimonio, laddove la memoria è appunto patrimonio e verbo, e vuole promuovere un territorio, quello di Realmonte, attraverso l'identità. Io ribadisco, sono molto soddisfatta perché questa è la Realmonte che vogliamo, una Realmonte bella, piena di speranza attraverso questi ragazzi giovani che sono bravi e con tantissimo talento. Nella città della Scala dei Turchi, emblema di una Sicilia bella, pulita, volano di crescita di questo territorio, della provincia di Agrigento, con tante belle teste, e quindi promuoveremo sempre la cultura, faremo in modo che ci sia sempre più libertà di pensiero e quindi sempre più consapevolezza nei ragazzi giovani, in modo, insomma, e chiudo, che veramente la loro vita diventi un capolavoro, esattamente come diceva Papa Giovanni Paolo II ai giovani. Allora, in questo romanzo ho cercato di rappresentare quei sentimenti, emozioni, gioie e preoccupazioni che nella vita, in un modo o nell'altro, ci accomunano tutti. Attraverso le vicende dei protagonisti ho cercato di mettere in evidenza quelli che reputo i valori fondamentali della vita, che sono la famiglia, l'amicizia, l'amore, e amore inteso non soltanto come sentimento verso un'altra persona, ma anche come amore vero e proprio per la vita stessa. Poi ho anche cercato di improntare la narrazione sul sentimento della speranza, quella speranza che nella vita, nonostante gli spiacevoli eventi che possiamo incontrare, non dovrebbe mai essere persa, poiché essa rappresenta proprio la forza che ci spinge di proseguire e ci permette di aprire nuovi capitoli della nostra esistenza, nonostante si possano chiudere pagine importanti del libro della nostra vita. Memoria e Patrimonio celebra la presentazione del libro di un giovane della nostra comunità di Realmonte, Santino Di Mauro, Sotto l'onda del destino, un romanzo ricco, tanti spunti di riflessione, un invito alla lettura e un invito anche alla valorizzazione dei giovani della nostra comunità. Un grazie al sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, chiaramente puntiamo con Memoria e Patrimonio nella valorizzazione delle eccellenze di Realmonte. Appuntamento giorno 30 di agosto per l'ultimo momento con la presentazione del libro Piersanti Mattarella, un politico cristiano, a cura dell'avvocato Giovanni Tesè.